Tutto è partito da un controllo di routine presso una società di spedizioni. I finanzieri del gruppo di Padova hanno notato un pacco sospetto contenente, oltre a prodotti dolciari, una scatola di cornflakes. All'apertura, la scoperta 4 buste da 500 grammi ciascuna di sostanza in polvere, poi classificata dai laboratori di medicina legale come chetamina ad elevato principio attivo. 2 chili di droga, insomma, che avrebbero permesso di ricavare circa 4.300 dosi. Le Fiamme Gialle hanno atteso il ritiro del pacco direttamente presso il Corriere, dove si sono presentati 2 giovani padovani. Alla vista dei militari, i due si sono liberati del plico dandosi alla fuga, prima di essere bloccati e arrestati in flagranza per importazione illecita di sostanze stupefacenti. Uno dei due è stato inoltre denunciato per danneggiamento e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per aver danneggiato un'auto di servizio e causato contusioni ai 2 militari. Nella successiva perquisizione domiciliare, a carico di uno degli arrestati, sono stati trovati anche 15 pastiglie di ecstasy, 4,7 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La Procura della Repubblica di Padova ha convalidato le perquisizioni e gli arresti e ha chiesto la misura cautelare in carcere per entrambi gli indagati. All'udienza di convalida è stata disposta la custodia cautelare in carcere per uno dei 2 giovani, già gravato da precedenti specifici per traffico di stupefacenti.